diretta. Questa è la strada giusta. La Sardegna si sta risvegliando. Badate che le lotte prima degli operai, le lotte dei pastori, degli agricoltori, degli studenti ieri hanno necessità di essere però orientate verso un progetto unico, che è il progetto della sovranità della nostra terra. Perché gli operai che hanno occupato, che si sono autoimprigionati, non devono rivendicare solo i posti di lavoro così, ma devono incominciare a dire che quei posti di lavoro sono stati posti di lavoro che hanno condotto la Sardegna in questa condizione. Quindi io ve lo dico da sindacato sardo, dobbiamo avere il coraggio di rompere anche quella tradizione. Noi dobbiamo avere il coraggio di rivendicare posti di lavoro che rispettino la Sardegna, che rispettino l'ambiente, perché chiunque si voglia proporre nuovi posti di lavoro come il passato, questi dobbiamo considerarli traditori. La Sardegna ha diritto ad avere posti di lavoro che siano posti legati alle nostre tradizioni, alla nostra intelligenza, perché bisogna avere la capacità di unire tutte queste lotte. Ed il progetto, badate, è quello che è stato sognato dai nostri padri. L'indipendenza della Sardegna oggi è possibile. Ce lo dice l'Europa. È l'Italia che sta andando fuori dall'Europa. È l'Italia delle divisioni, l'Italia dell'egoismo. La Sardegna deve avere il coraggio di rompere e di dire: noi vogliamo stare in Europa indipendenti. Termino. Badate, la disgrazia del nucleare non è solo un'infamia per la nostra salute e per la nostra vita, è la prigione per la Sardegna. Ovunque si creano centrali nucleari si sequestra il territorio e si vieta ogni attività nel territorio, per cui non è possibile né pastorizia né agricoltura né nessuna attività. Bisogna che noi diciamo chiaramente: pane pane, vino al vino, il nucleare è morte, è la morte